Da quando sono a Taranto non ho trovato nessun posto dove poter stare. Ibrahima viene dal Gambia, ha 26 anni e lavora come bracciante in campagna, è uno degli invisibili che abitano le rovine del vecchio stabilimento balneare chiamato Lido Taranto, una piccola porzione di spiaggia affacciata sulla rada di Mar Grande che inizia dove finisce la passeggiata Leo Grande del lungomare di Taranto. Prima vivevo a Milano, racconta. Lì sono riuscito ad avere il permesso di soggiorno e i documenti, ma era costoso. Sono venuto qui per lavorare come bracciante, avevo preso una stanza in centro che costava 42 euro a notte. Ci ho vissuto per 2 settimane, ma i miei soldi sono finiti. Da alcune settimane vive accampato qui e dice di non essere l'unico. Le vecchie cabine, il bar, la biglietteria che un tempo erano un luogo di vacanza, ora nascondono rifiuti, scarpe, vestiti e cartoni. I materassi per terra sono il giaciglio di queste persone. Ibrahima racconta di fare la doccia in mare o nella fontana dei giardini pandiani. In qualche settimana ho visto tanta gente passare da qui. C'è tanta gente che vive lì e lì. How many people live there? Il migrante indica i frangiflutti a strapiombo sul mare, indica altri alloggi di fortuna come quello in cui vive lui. Un suo compagno di sventura è malato, non riesce ad alzarsi dal letto e ci grida di andare via. Sono soli, eppure a pochi passi la vita scorre ignara. La nostra situazione è dovuta anche al fatto che c'è una disconnessione e non riusciamo a interagire con la gente con cui lavoriamo. Molti di noi sono illegali, non hanno documenti e gli altri li guardano male. Non credo che il comune possa aiutarci, non lo ha fatto fino ad ora. Per aiutarci devono sapere che siamo qui, ma loro non lo sanno, non sanno che non abbiamo un posto dove vivere. Non ci sono solo io qui, c'è tanta gente che dorme qui. In realtà Ibrahima racconta di volersela cavare da solo, non ha provato neanche ad avere una mano dal sistema d'accoglienza o dalle associazioni del territorio, non è informato. L'amministrazione comunale, come aveva promesso, ha bandito una gara d'appalto per abbattere il vecchio stabilimento pericolante e togliere i piloni arrugginiti conficcati nella sabbia che un tempo erano la passerella. D'estate qui c'è tanta gente che fa il bagno nonostante il divieto di balneazione, ma ora a metà novembre sembra un luogo desolato e le piccole solitudini di questi migranti sembrano ancora più urgenti.